È una mostra che nasce dalla passione per l'archeologia, per questo progetto che prevede il ritorno alla Magna Grecia di reperti archeologici che sono all'estero oggetto di commercio e che noi quindi restituiamo allo studio ed alla fruizione, e che ci offre anche l'opportunità straordinaria di promuovere Agrigento e il suo territorio a Taormina nell'anno del G7, nel periodo di massimo turismo, cioè dal 4 di agosto al 17 di settembre, quando Taormina sarà infuocata di gente che viene da tutto il mondo. Noi andremo a promuovere anche il territorio di Agrigento, perché attraverso il Consorzio Turistico Valle dei Templi noi faremo questa promozione, noi diremo: vi piace Taormina? Visitate anche Agrigento. Per cui noi con la partnership per esempio di CVA di Canicattì, che è una delle cantine migliori del mondo, ma poi anche di altre. Stiamo vedendo di promuovere anche altre eccellenze del territorio. Noi faremo una promozione di Agrigento nel posto più prestigioso del mondo, una maniera di portare avanti il nostro territorio che facciamo privatamente e con grande orgoglio e con grande entusiasmo. Io mi occupo della parte scientifica, l'interesse di questi pezzi è indubbio non solo per il valore intrinseco dei pezzi stessi, ma per tutto quello che riservano, perché da uno studio più approfondito che stiamo svolgendo insieme al dottore Varisano ci rendiamo conto di come questi pezzi vadano attenzionati maggiormente e qualcuno addirittura anche retrodatato, quindi dei pezzi che risalgono non soltanto al periodo magno-greco ma anche al periodo protostorico, un momento in cui le due culture, quelle dell'ambito della protostoria italiana e quelle dell'ambito magno-greco, si interfacciano, quindi sono dei pezzi molto 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 interessanti dal punto di vista culturale e scientifico.